Eccoci qua, siamo sempre in studio con Giancarlo Sanavio, cofondatore e presidente Fondazione F3, Famiglia, Fiducia, Futuro. Parliamo del dopo di noi, parliamo di disabilità. La prima cosa, siccome c'è la normativa che è entrata in vigore da poco, vabbè, sono passati 10 anni, 2016, per cui sembra poco ma in realtà è tanto, e in mezzo c'è stato anche il Covid, ci sono state un po' di situazioni varie. La gravità. Questa normativa era aperta soprattutto ai disabili con gravità. Ma chi sono i disabili gravi? Cosa vuol dire grave? Grave non vuol dire niente. Tutto e niente. Io è un termine che non uso mai e preferisco usare complesso, perché davanti alla gravità non fai niente, sei incapace di operare. Davanti invece alla complessità la puoi suddividere in vari pezzi e aggredirne o svilupparne uno alla volta e quindi trovare delle soluzioni. Quindi per me non esistono persone disabili gravi, esistono persone che hanno delle complessità nel loro modo di vivere, di fare, di esistere, che vanno aiutate ad essere superate. Ecco, però per accedere a dei benefici, perché poi alla fin fine ci sono questi benefici anche di carattere economico, che poi lei mi spiegherà cosa vuol dire, cioè non so, viene pagato l'alloggio, pagato che cosa, ecco, quindi in aiuto alla persona, a cui possono accedere le persone che in base a una valutazione, immagino, di una perizia, di una commissione, dell'INPS, esatto, dell'INPS che valuterà se uno è grave o non è grave. Fino adesso l'articolo 3,3 della legge 104, che è quello che determina la gravità, cioè il senso proprio di poter accedere come priorità ai servizi sociosanitari e quindi avere poi delle previdenze. Automaticamente chi ha l'articolo 3,3 ha anche un'invalidità superiore al 76% e quindi ha anche dei benefici economici dati dall'assegno di invalidità, dalla pensione di invalidità e dall'assegno di accompagnamento, che aiutano già la persona. Però la 112 dà altro passaggio, però adesso dal 1° gennaio 27 cambierà completamente, non sarà più l'articolo 3,3, viene modificata la legge 104 e ci sono 4 livelli, diciamo, di valutazione: lieve, il medio, il complesso e il particolarmente complesso. Quindi sono 4 elementi che dovremmo poi capire come verranno impostati dall'INPS. Aspettiamo, le circolari dell'INPS dovevano essere fatte entro l'anno scorso, c'è stato un rinvio fino a gennaio 27, anche perché il Ministero ha voluto sperimentare, e nel Veneto è stata scelta l'ULSS numero 8, quella di Vicenza, per sperimentare il progetto di vita delle persone disabili e quindi come poi le equip delle unità di valutazione multidisciplinari distrettuali potranno affiancare le persone disabili per la costruzione del loro progetto di vita. All'interno del progetto di vita c'è il budget di progetto. Allora, quanti soldi ci vogliono per realizzare l'idea di progetto che ho? Chi li mette? Quanti ne può mettere la persona? Ne può mettere o ne vuole mettere in maniera libera la famiglia? Quanto mette l'ente pubblico, comune, ULSS o altri? Quanto può mettere anche la comunità locale, enti del terzo settore o addirittura imprenditori o quant'altro? L'articolo 6,9 della 112 apre una strada che per noi è molto interessante, perché dice che i privati, quindi leggiamo le aziende, possono finanziare ad esempio un trust dopo di noi scaricando dalle tasse fino a 100.000 euro l'anno. Questo è molto più alto di quanto possono fare gli enti privati, le aziende, rispetto a enti del terzo settore che sono fino a 20.000 euro. Quindi c'è un incentivo importante, bisogna riuscire a trovare delle soluzioni importanti e questo richiede poi anche un approfondimento particolare. Però noi abbiamo inventato il trust collettivo proprio per dare la possibilità anche alle famiglie che vuole mettere 1 euro, 10 euro nel cassetto del proprio figlio per il futuro del figlio,
perché una delle accuse che è stata fatta fin dall'inizio alla legge 112 è che sembrava essere, o che tanti dicono ancora, essere una legge per ricchi. Ecco, io vorrei smontare questa idea e è una legge per ricchi se noi la consideriamo nell'informazione. La carenza fondamentale del 112 è stato che non ha posto una lira, un euro a disposizione dell'informazione alle famiglie, che sono i primi. Cioè che cos'è che non sanno, non sapevano le famiglie? Ma le famiglie non sanno che hanno delle opportunità, che hanno dei diritti. Bisogna aiutarli, non sanno ad esempio che in Veneto quasi tutti i comuni hanno dei regolamenti nella compartecipazione ai servizi residenziali illegittimi. Ecco, queste cose qua bisogna spiegarle alle famiglie e costruire con loro dei percorsi. E questo anche da parte, c'è un'ignoranza, non conoscenza della normativa anche da parte dei comuni, e quindi bisogna ricorrere ogni volta al TAR del Veneto o al Consiglio di Stato per avere considerati i propri diritti. Poi il TAR è all'avanguardia, è molto preciso, però sono aspetti che fa perdere tempo e spendere soldi e arricchisce gli avvocati. Però questo non è il nostro obiettivo, fare informazione alle famiglie diventa un elemento importante. Poi la famiglia deve elaborare al suo interno, e questo è la cosa... Facendosi aiutare, perché non è così facile. Sì, elaborare al suo interno proprio il progetto di vita del figlio, ma anche il progetto della famiglia stessa. E qua ogni famiglia è diversa, ogni famiglia ha più componenti, ha diversi componenti, e quindi tutti devono essere d'accordo sul progetto di vita. Allora possiamo utilizzare anche gli strumenti previsti dalla legge, quali il trust, il contratto di affidamento fiduciario o altre soluzioni, perché poi le soluzioni vengono trovate e si possono fare. Ecco, lei ci è nato il discorso proprio per spiegare il trust, che ha una sua formulazione giuridica, cioè il trustee, insomma, sì. Che cos'è? È come ti spiegherebbe in modo semplice il trust? Il trust e dopo diciamo invece l'affidamento fiduciario. È uno strumento giuridico come l'affidamento fiduciario. Il trust è declinato dalla normativa anglosassone, e quindi bisogna utilizzare una legge anglosassone per usarlo. È composto dai disponenti, in questo nostro caso sono i genitori, e che destinano un fondo a un beneficiario, che è il figlio della persona disabile, e danno la gestione a un trustee che gestisce per nome e per conto dei disponenti, però gestisce direttamente questo fondo per il figlio. E poi c'è un guardiano che controlla che il trustee realizzi effettivamente il progetto voluto dai disponenti e lo porti a termine, altrimenti può intervenire, modificare e cambiare anche il trustee. Nella fattispecie la Fondazione F3 fa da trustee? Fa da trustee o da guardiano in caso delle situazioni, o diciamo che il grande lavoro non è fare questo, perché poi i risultati sì, lo facciamo, ma è quello di aiutare le famiglie a elaborare il loro progetto di vita e poi, una volta elaborato il progetto di vita, vestirlo con lo strumento giuridico che si ritiene più adatto, che la famiglia ritiene più adatto. Che la famiglia... Posso chiudere una cosa? Sì, io ad esempio punto molto che se davanti a una famiglia giovane, diciamo non novantenne, ecco, non ottantenne, anche ottantenne, novantenne, che è in grado di gestire, si può fare il trust autodeterminato, cioè uno dei genitori può fare anche da trustee, l'altro può fare anche da guardiano, e quindi possono sperimentare direttamente se la loro volontà può essere realizzata, e possono tarare la situazione proprio in prospettiva di poi lasciare il ruolo di trustee a qualche altro, che può essere anche un altro familiare, o se non c'è nessuno la fondazione è un'ipotesi, però vedendo già cosa succederà quando loro non ci saranno più. Il problema che abbiamo noi in questo momento è di avere la disponibilità di molte famiglie di dare a disposizione, per fare ad esempio dei co-housing, case. Noi abbiamo molte più case disponibili che persone disabili che vogliono fare un'esperienza di co-housing. Ma perché per fare un'esperienza di co-housing, come dicevo prima, bisogna
costruire nel tempo il gruppo ideale e quindi far sì che le persone facciano delle attività comuni, si conoscano, decidano, si scelgano, decidano di stare assieme e sperimentino poi un periodo. Ecco. La legge 112 finanzia, la Regione Veneto finanzia questa fase di preparazione al co-housing. L'azione A prevede fino a 90 notti al mese per sperimentare queste conoscenze, poi l'azione B invece finanzia il co-housing vero e proprio che inizia chiaramente finché ci sono poche richieste i soldi ci sono, aumentando le richieste i soldi diminuiranno, anche perché non sono più 90 milioni ma 36 o 34 milioni ogni anno che vengono rifinanziati dallo Stato, dal governo è molto importante, però bisogna che anche le famiglie e la comunità locale si faccia carico della differenza. Ci mettono il loro, ecco, la famiglia, quindi per una famiglia che non è benestante, che vive una situazione un po' di difficoltà o precaria, è possibile lo stesso programmare un futuro per il proprio figlio? Certo, sì, perché indipendentemente dalle risorse e disponibilità della famiglia, la persona disabile ha diritto di sperimentarsi, di evitare l'istituzionalizzazione, perché la legge si concentra proprio sulla deistituzionalizzazione, quindi la persona disabile sceglie dove e con chi stare, può decidere anche di rimanere a casa sua, magari offrendo lo spazio. Io vedo che ci sono già delle famiglie anziane che decidono di andare in un mini appartamento e lasciare la casa familiare, l'abitazione per il figlio disabile ecco, poi bisogna vedere anche gli altri figli cosa ne pensano e dicono, che dipende poi dalla composizione di ogni singola famiglia. I tempi per maturare questo, per digerire che cos'è il trust, l'affidamento fiduciario o altre forme e comprenderla bene e condividerla all'interno della famiglia sono tempi lunghi. Perché mentre il Parlamento pensava che dopo un anno ci fossero 100.000 trust fatti, invece sono pochi, perché per fare un trust alcune volte ci impieghiamo 3-4 anni. Poi ci sono delle situazioni dove la mamma vedova o sola è malata terminale e in 20 giorni devi costruire tutto il progetto di vita, però è una forzatura, lo fai perché è bene, la volontà della mamma c'è, magari lo lasci anche nel testamento, però non vede poi il vero futuro del figlio. Ecco, questi sono elementi che bisogna pensarci per tempo. Invece l'affidamento fiduciario che cos'è? È un contratto italiano, è la traduzione nel codice italiano del trust. È stata pensata dal professor Lupoi 20 anni fa, è stata proposta ai senatori che l'hanno inserita poi nella norma e adesso sta avendo degli sviluppi abbastanza interessanti. All'inizio i notai avevano dei dubbi come farlo perché non c'è giurisprudenza, i primi notai, uno a Padova e uno a Genova, hanno sperimentato questo e i risultati sono stati ottimi, diciamo, i primi che hanno fatto, e quindi comincia ad essere, adesso ci sono anche degli studi. Ne sta uscendo un altro libro in questi giorni, ho visto le bozze, che proprio su alcuni casi dell'affidamento fiduciario, del contratto di affidamento fiduciario, però è un contratto che parte dal codice civile italiano, mentre il trust parte dalla normativa anglosassone, quindi completamente diversa. Diverso, quindi comunque uno equivale all'altro sostanzialmente. Dipende anche da alcune situazioni familiari da valutare. Ecco, infatti, se lei dovesse consigliare qualcosa magari a una persona che ci segue, che ha delle disabilità, ma dice, mamma mia quanto complicato è, cosa posso fare, cosa gli direbbe? Io comincerei, e comincio sempre, dal progetto di vita. Qual è l'idea del mio futuro? Ma a chi si può rivolgere? Allora, per il momento a nessuno, perché si è in attesa della sperimentazione che fa la fondazione, la mia fondazione, ma anche altre fondazioni che ci sono in Veneto e anche a Padova, già usano degli strumenti che poi saranno migliorati, speriamo, o peggiorati con la sperimentazione che sta facendo il Ministero, che sarà in vigore dal 1° gennaio 27. Quindi bisogna avere pazienza, intanto si può andare... Intanto si può cominciare a farlo, perché io il progetto di vita lo posso già fare e posso pretendere. Il problema è che se io vado in comune a chiedere
il progetto di vita, in questo momento non sono in sanno grado rispondere. Comunque Fondazione F3 che si trova sul la Fondazione Oggi Domani di Padova, la Fondazione Tina Anselmi di Castelfranco, ci sono tante, quindi uno può rivolgersi e magari chiedere aiuto, se no i servizi sociali del comune possono dare un'indicazione. Possono dare un'indicazione, però in questo momento non ne hanno dal Ministero, quindi sono in difficoltà. Perfetto. Io ringrazio tantissimo Giancarlo Sanavio, la ringrazio Presidente veramente del suo apporto, spero che sia stato anche utile per chi ci segue, per voi telespettatori, che dovete comunque restare con noi perché la serata continua, abbiamo altri approfondimenti dopo la pubblicità.